nel senso, Allora, questione cooperative, sta venendo fuori quello che non ci si immaginava che ci fosse, e poi abbiamo comunque qualcuno che è del governo che è di emanazione cooperative, no? sì, le cooperative erano distribuite tra cooperative bianche e cooperative rosse. Le bianche sapevamo fino a qualche anno fa da chi erano governate, non parlo dalla Democrazia Cristiana, ma insomma un po' tutti i partiti, i satelliti che giravano attorno a questo partito. Adesso abbiamo scoperto che le cooperative rosse sono ancora peggio di quelle bianche per tutto quello che sta succedendo. Non parlo di Buzzi, stanno facendo tutti questi danni attraverso anche questi poveracci che arrivano e che in mano ce le ha le cooperative. Come può essere le cooperative che hanno in mano e gestire questa cosa qua? Noi abbiamo un ministro che viene da queste cooperative e non è un ministro qualunque, è un ministro che ha in mano tutto. E le cooperative rosse fanno capo a un partito che è il governo, che è un po' su tutte le regioni e tutte queste cose qua. Ma anche qua dobbiamo sfattare che non c'è più onesti come sembrava, che se eri da una parte eri onesti e se eri dall'altra non eri onesti. Questi sono, sperperano i soldi, mio amico dice, o mio amico non lo dico io, ma sono ladri come quelli di prima, non lo dico io ma lo dice un mio amico, me lo dice sempre. Voi come sindacato cosa fate? Beh, non possiamo mica da sparare a queste persone, non possiamo dire voi non fate queste cose qua. Lo sanno benissimo, sono sicuramente persone grandi, laureati, ma sono persone che hanno 50-55 anni e che sono anche al governo. Non possiamo dire che non c'è un dispendio di denaro pubblico dei cittadini che hanno bisogno per mandare avanti queste cose qua. Io ho detto Buzzi, ma cosa c'è dietro tutto? E nessuno si era accorto prima di adesso. È anni che va avanti questa cosa, che un signore governa anche i ministri in qualche modo. Non dico che li governa, dico solo che li conosce, ma non conosce Pinco Palino, conosce anche qualcuno. E qui non è far polemica o per altre cose di questo tipo. L'abbiamo saputo attraverso gli organi di informazione, giornali, televisioni locali, abbiamo televisioni private, abbiamo saputo da tutti perché il cittadino comune non conosceva questa storia, non ne passava neanche per l'anticamera, sembrava che se eri di un colore eri bravo e eri risolto, se eri di un altro colore eri quello che eri. Adesso dal mio punto di vista non ho nessun problema. È trasversale. Sono tutti allo stesso livello e qualcuno anche un po' peggio. Qualcuno si dovrebbe anche vergognare quando va a dire certe cose per televisione, della televisione di Stato. Allora, c'è un incontro quindi che voi chiedete a viva voce da tanto tempo, ormai il governo Renzi è insediato dal 2011, cioè, di fatto, cioè, 2011, passato qualche anno, e voi chiedete un incontro dal 2011. I confederali chiedono più volte incontri, ma se li incontri nazionale per arrivare anche al comune, noi stiamo facendo a Treviso e anche a Belluno le assemblee per gli incontri con tutti i comuni, dove andiamo a porre le problematiche su una piattaforma che noi abbiamo scritto e che noi vi abbiamo portato. Abbiamo dei comuni che ci danno tutte le informazioni e parliamo bene, che abbiamo dei sindaci molto importanti, è quello che vedo io, che si sono preoccupati in qualche modo per chi ha problemi di lavoro, per le famiglie che vanno a chiedere il sindaco, ma via dicendo. Abbiamo avuto un confronto, mi sembra che nella provincia di Treviso su 94 comuni ne abbiamo fatto 67 incontri, ma incontri veri, non è incontri ciao ci vediamo, su una piattaforma specifica, ritorniamo per firmare i verbali di quello che abbiamo detto, stiamo facendo una cosa importante che fa soltanto per il momento Treviso e Belluno, che è partito da un mese e mezzo fa, perché noi vogliamo portare... A livello unitario, vero questo? Sempre a livello unitario, cioè quello che è importante
l'unitarietà del sindacato, ma l'unitarietà anche nel mondo dei pensionati, che non c'era fino a qualche anno fa. Tu sicuramente lo sai per molte volte che le persone sono venute qua. Perché questo? Perché vogliamo migliorare, darci una mano reciproca, sindacato, comuni, consigli comunali, che poi tra questi consiglieri comunali c'è anche gente sicuramente iscritti al sindacato e anche tra gli assessori, i vice sindaci. Io ho incontrato anche con i miei colleghi, ma molti quando non erano i pensionati, ma erano nell'industria a livello orizzontale, cioè per tutte le aziende, i sindaci e magari gente che io conoscevo che erano dipendenti della azienda A o dell'azienda B, che adesso sono sindaci, che sono contenti a vederci, che sono contenti a parlare di questi problemi. Facciamo anche piccolo scontro, non è detto che non andiamo lì tutti belli, sorridiamo, beviamo il caffè alla fine, ma per affrontare le problematiche e per ovviare. E lì, quando parliamo di queste cose, la cosa che viene fuori un po' dappertutto sono gli indennizzi. Ma quando è il governo, e chiudo su questo argomento, va a toccare queste cose qua? Perché se no, dico io, sono tutti in torta, non è? Se non riescono a fare questa cosa qua, e mi ricordo Renzi quando è partito, era una delle cose che doveva andare a toccare. Non ho visto che sia stato toccato niente. Riforma Fornero, rivedere quanto è stato deciso con la riforma Fornero durante il governo Monti. La riforma Fornero, la persona stessa della Fornero, noi non abbiamo niente con la persona, ma per i danni che ha fatto per il mondo del lavoro sono danni gravissimi. La riforma Fornero dove era stata fatta, e applaudita anche, tanto per capirci all'inizio, da parte di tutti, è stata fatta per far ripartire il Paese in quella situazione che si trovava, sull'occupazione in particolar modo, ma l'altra cosa è far ripartire anche quelle aziende che erano in difficoltà. Invece cosa è venuto fuori? Una tassazione per chi ha il 7,30, per chi ha il 7,40, sono stati bastonati e sono bastonate anche le famiglie. I dati sono dei dati che, se avremo bisogno, li facciamo un bel schemetto, li facciamo vedere, io li ho tutti qua, ma questa ha creato problematiche a non finire. Il problema delle pensioni, che è stato il blocco per la parte delle pensioni, è stato un dramma per queste persone, un dramma per il Paese, un dramma, ma lì io mi ricordo che tutti avevano detto, almeno i primi 2 o 3 giorni, guarda che riforma che è sicuramente importante. È stata la peggiore riforma in assoluto che questo Paese e che quel governo abbia approvato. E ho visto che non ha pagato nessuno neanche in questa situazione per i danni che sono stati fatti. Hanno pagato la povera gente, hanno allungato la pensione da 2 a 3 a 4 anni e potremmo, quando ci vediamo la prossima volta, io ho uno schemino ben preciso che a colori che si può vedere. Io dico, l'ho stampato un po' tutti sulle mie camere sindacali, cioè nel sindacato. Guardate questo prima di parlare della Fornero, perché avrà fatto anche quello che ha detto gli altri, ma Quindi le assunzione di responsabilità sostanzialmente. E nessuno. Quindi anche perché non c'è dove sono i responsabili? Non ho visto neanche uno che ha pagato. Adesso anche lei non era. Sembrava rinnega il governo Monti. Tutti rinnegano il governo Monti, ma il governo Monti è andato su con l'appoggio di quasi tutti. E sembrava, io ho anche degli articoli del giornale, come tutti, sembrava che fosse il toccasana di questo Paese. Invece ha fatto dei danni che non ne veniamo più fuori, forse adesso riusciamo a venirci fuori. Ma quello che ha fatto proprio specificatamente è quello di aver colpito le persone, aver colpito gli operai, ma aver allungato le pensioni grazie a questa riforma. Chiarissimo. Allora, il tempo a disposizione è finito, grazie ad Antonio Confortini, l'avremo presto per magari in un confronto anche con altre parti sindacali eccetera su questi temi. Grazie a voi di averci seguito, ci vediamo come sempre domani. Buongiorno e buon appetito.